Cari amici, ben ritrovati. Eccoci qui, la rubrica consueta punto della situazione per avere un'idea di come stanno vivendo i comuni limitrofi la situazione del Covid. Qui ai nostri teleschermi, lo vedete dai tablet, dal cellulare o da qualsiasi dispositivo che in questi tempi ci è stato abituato a comunicare. Abbiamo Bruno Zanolla, che è il sindaco di Quero Vas. Buongiorno Bruno, grazie di aver accettato il nostro invito intanto. Buongiorno a voi e grazie a voi. Ecco, noi volevamo sapere qual era la situazione a Quero Vas, come state vivendo e quali sono state le ripercussioni. Allora guarda, non è molto diversa da quella degli altri comuni limitrofi. Tutto sommato siamo stati anche fortunati perché il numero di casi è comunque stato molto limitato e soprattutto circoscritto ad ambiti che provenivano dalle strutture sanitarie, quindi anche quei familiari poi che sono stati coinvolti. Quindi esternamente non abbiamo avuto per fortuna nessun tipo di contagio diretto. La cosa che chiaramente pesa per i comuni è, voglio dire, il carico aggiuntivo che abbiamo dovuto sopportare in questo periodo. Per fortuna noi anche da un punto di vista amministrativo ci eravamo organizzati a livello di tutta la provincia di Belluno, avendo praticamente tutti applicativi uguali nella provincia e tra l'altro utilizzabili via web, quindi questo ha favorito molto il lavoro da casa anche dei nostri dipendenti, tant'è che noi approveremo i primi giorni della settimana prossima anche il rendiconto finanziario nonostante le proroghe. Ma perché questo? Perché comunque tutti sono riusciti a lavorare con la massima tranquillità e avevamo già gli strumenti idonei per poter lavorare da casa, insomma, quindi questo è stato sicuramente un vantaggio. Per contro, ecco, la mia preoccupazione più grossa, al di là di quella che è la salute delle persone, adesso l'economia e tutte le ripercussioni sociali che sono state molte, come tu accennavi. Anche noi ovviamente abbiamo quasi 2000 posti di lavoro su 3500 persone che abitano qui, quindi c'è anche una fluttuazione di persone che vengono da fuori, ma chiaramente quando viene meno il lavoro ci sono anche delle difficoltà non banali. Insomma, abbiamo una presenza anche di stranieri di quasi il 13-14%, e quindi è una situazione che è in continua fluttuazione molto articolata, per cui se con i servizi sociali, ma con i consiglieri delegati e un po' tutta la giunta abbiamo cercato di seguire, distribuire quei fondi che ci sono stati assegnati con non poche complicazioni da parte del Ministero, e in un secondo, e quindi qui ringrazio anche molti operatori e imprese che hanno fatto anche delle donazioni aggiuntive che ci ha consentito di affrontare i casi più bisognosi. Ecco Bruno, a proposito di popolazione in difficoltà, si è sentito il bisogno di avvicinarsi all'amministrazione e al referato del sociale in questo periodo? Avete notato un aumento di affluenza? Ah, guarda, da noi sì, non è che chiaramente le domande poi per i sussidi e così ci sono state, perché ovviamente essendoci i fondi, però quello che è un po' la discrasia è l'annuncio che è stato fatto e poi come effettivamente funzionano, perché è ben diversa la cosa rispetto a quello che è apparso anche nelle varie interviste dei vari operatori nazionali, insomma, che a cominciare dal Presidente del Consiglio, quindi senza spirito di polemica, ma hanno riversato sui comuni una operatività tutt'altro che snella, insomma, ecco. Ma poi anche i sostegni alle aziende, io ritengo che insomma prestare dei soldi non sia la soluzione. I soldi, come fanno la Germania, come hanno fatto altri paesi, bisogna darli a fondo perduto alle attività, perché vuol dire uno che ha un'attività in essere, ha l'affitto da pagare, le bollette da pagare, non è che se gli presti i soldi e non lavora riesce a ripartire con tranquillità. Quindi secondo me, e spero che col nuovo decreto ci sia un'inversione di tendenza, anche perché così tu fai in modo che le aziende riescono a vivere. Diversamente gli proroghi magari l'agonia solo, poi ti trovi anche il debito come è stato, senza aver di fatto salvato, come dire, il tessuto produttivo. Quindi io spero veramente che riescano a dare una svolta. Poi anche i soldi che sono stati messi per gli autonomi secondo me sono ridicoli, insomma, non gli puoi dare un imprenditore, un autonomo che ha magari tutta una serie di spese che comunque continuano a correre 600 euro quando il reddito di cittadinanza sono 750. Ecco, ma io non voglio fare polemica, però i fatti vanno anche detti, perché poi la gente chiama in comune, noi siamo al fronte sempre, e questi sono i ragionamenti che senti, come fai a dargli torto.
come amministratore locale, a tal proposito, che proposte faresti se fossi un parlamentare? Ma guarda, i parlamentari hanno poco potere anche loro perché qui si è ricostruito un po'. Ecco, io noto, ho molti amici, anche imprenditori in altri paesi europei e l'approccio è stato notevolmente diverso. Forse perché lì esiste anche una linea di comando chiara, c'è sicuramente meno burocrazia e chiacchierano molto meno e fanno molto di più. Insomma, io non sono un nostalgico degli altri paesi perché credo che noi abbiamo veramente una capacità, un patrimonio enorme, però l'organizzazione del nostro Stato fa paura e quindi conseguentemente anche stavolta abbiamo pagato un prezzo nella gestione di tutta questa questione, perché altre realtà sono riuscite a gestirla con molto meno clamore in maniera molto più efficiente, perché sennò non si spiega il fatto che molti paesi stanno già riaprendo, anche se sono partiti dopo di noi, soprattutto quelli anche a confine con noi, riaprono scuole, riaprono aziende, riaprono attività, ripeto, hanno dato sostegni concreti a fondo perduto alle aziende, non debiti che uno deve fare con 1 miliardo di carte da presentare. Quindi io, insomma, non sono molto entusiasta dell'approccio che c'è stato. Ma Capisco che ci sia una difficoltà, però mi aspettavo un'incisività diversa. quindi una macchina burocratica farraginosa che ci sta rallentando tutto. Ma sì, che è sempre così in Italia, perché poi dei buoni propositi, cosa vuoi, ci sono... Cioè, dopo dobbiamo anche fare una riflessione che se è così è perché probabilmente anche il popolo italiano è molto diverso dagli altri popoli, perché poi ognuno si ritrova, la classe dirigente, che è una fotografia di quello che si operatività e le leggi che devono essere fatte vengono sempre spesso fatte per contrastare qualcuno che ha fatto il furbo e poi però di mezzo ci vanno quelli che magari costantemente e regolarmente hanno fatto il proprio dovere, insomma, perché purtroppo Sindaco, la ti facciamo burocrazia un'ultima serve domanda. ad arginare situazioni non chiare. Sì, Sindaco, ti facciamo un'ultima domanda, poi ti faremo fare un augurio ai cittadini che sicuramente ti stanno guardando. Per quanto riguarda le restrizioni, come ha risposto la popolazione? Molto bene, anche se anche qui secondo me c'erano delle follie assurde perché capisco anche qui la preoccupazione che era latente, ma era ovvio, ce l'avevamo tutti, però insomma certe cose mi sembravano veramente eccessive e probabilmente nemmeno necessarie. Però noi stessi abbiamo fatto degli appelli costanti a tutti e credo che i cittadini siano stati veramente bravi, uno perché il tempo trascorso non è banale, tra l'altro avevamo avuto la fortuna di avere giornate splendide, quindi abbiamo da un punto di vista così anche psicologico, come dire, dovuto assorbire una situazione veramente non semplicissima. Adesso quando apriranno comincerà a piovere per settimane, no? Infatti già Come la prossima succede settimana sempre, quindi metto ci un po' sarebbe le stata cose. una stagione sciistica splendida, con neve e temperature ideali, sole, e anche l'avvio della stagione estiva sarebbe stata veramente questo ovviamente lo dico così anche per un po' di Strammatizzare un attimino. spirito di vedere, di guardare avanti. Chiaramente andava fatta, io non sto dicendo che bisognava rischiare come hanno fatto altri paesi, però probabilmente col senno di poi, che poi, come diceva un bravo avvocato, è facile far 13 al calcio giocando la schedina il lunedì, il problema è che bisogna giocarla sabato la schedina, e Esatto. quindi c'è chiaramente che è una difficoltà operativa delle quotidianità, però io credo che insomma i cittadini, come tornando alla tua domanda, hanno veramente risposto molto bene, sono stati molto seri, c'è stata una collaborazione importante e purtroppo, come si diceva prima, norme emanate a mezzanotte, fughe di notizie, allarmismi eccessivi, troppi che chiacchierano, non hanno agevolato il percorso neanche dei cittadini, insomma, ecco, quindi insomma, su questo magari una riflessione posteriore è bene farla con la massima serenità del caso. L'altro giorno, quando ti ho chiamato per raccordarci su questa video intervista, mi hai detto di ricordare i numerosi volontari che in questo periodo sono stati vicini No, all'amministrazione bravo. e a Sì. questa situazione. No, no, veramente questo va fatto un plauso perché a tutti i livelli, dico da silenziosi cittadini a imprenditori che si sono fatti avanti per dare un supporto, per fare donazioni, ma e poi i nostri splendidi volontari, cominciare dalla protezione civile, ma non solo, insomma, gli alpini come al solito sempre in prima linea, disponibili, insomma, e va per l'ennesima volta fatto un grande applauso per il loro senso civico e per il grande supporto che hanno dato anche in questo momento. Bruno Zanolla, sindaco di Quero Vas, un ultimo ringraziamento e un ultimo augurio da fare ai tuoi concittadini e a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo.
Intanto grazie a te, perché insomma l'informazione è importante, poi qua appunto possiamo anche, come dire, fare un confronto su delle idee, sul modo di vedere le cose. Quindi io chiaramente l'augurio, per fortuna la natura mi ha fatta sempre con una vena positiva, quindi penso positivo, e quindi questo è il messaggio, che insomma teniamo duro ancora un po', mandiamo comunque un messaggio forte anche alle istituzioni più alte di noi, che mi pare che stiano già lavorando, insomma, dalla regione e anche a livello statale, perché bisogna ripartire. Adesso l'emergenza è ripartire, ovviamente in sicurezza, e cerchiamo di farlo, insomma, magari coinvolgendo meno esperti, ma con un po' più di buonsenso. Bruno Zanolla, noi ti ringraziamo nuovamente e auguriamo a tutti i cittadini, ai tuoi concittadini e a tutti i telespettatori di rivederci presto, magari proprio alla sagra di Sos o a qualche altra Lì, sagra, sperando di poterla fare, sperando perché di poterla fare. chiaramente è un evento che per noi molto importante e su cui appunto molta della comunità è coinvolta. Speriamo appunto che per allora sia tutto a posto e possiamo goderci di questa meravigliosa esperienza di assaggiare anche quest'anno gli scios preparati dai nostri volontari. Grazie mille ancora e arrivederci a Grazie a tutti. voi. Grazie.